tutto è iniziato con un messaggio telefonico della banca che avvisava di un credito in arrivo sul suo conto, consigliandole di chiamare uno specifico numero nel caso si fosse accorta che invece quella cifra non le spettava. Si trattava però dell'ennesima truffa a danno di un'anziana, una 73enne di Mestre, che non riscontrando particolari anomalie si è fidata, agendo secondo indicazioni. Ha chiamato dunque quel numero per chiedere spiegazioni e trovando all'altro capo del telefono una persona all'apparenza gentile, è invece stata raggirata senza scrupoli. Come? Convincendola a effettuare dei bonifici istantanei per rimediare a quell'errore in realtà fasullo, e in poche ore sono usciti dal suo conto circa 80.000 euro. La 73enne però, convinta di aver agito per il meglio, non si è preoccupata per qualche ora. Solo più tardi, sopraffatta dai dubbi, ha avvertito i familiari e si è recata poco dopo a denunciare il fatto alla polizia postale, facendo scattare immediatamente le indagini della questura, che già in vari casi è riuscita a sventare pesanti raggiri simili a questo. L'ultimo proprio nel milanese a danno di un ex orafo 92enne che in buona fede, spinto da un finto carabiniere, si era fatto convincere a consegnare tutti i gioielli di famiglia a uno sconosciuto. Il balordo, bloccato con il malloppo in mano dalla polizia, è stato arrestato proprio mentre stava uscendo dalla villa dell'anziano.